Un viaggio a 25 metri di profondità riapre il percorso sotterraneo del teatro del Parco Archeologico di Ercolano, come ci racconta l'inviata Alessandra Barone. La meraviglia del Parco Archeologico di Ercolano ha un cuore sotterraneo, qui dove tutto è iniziato. Caschetti e torce per esplorare la storia degli scavi, cunicoli percorsi per la prima volta dai Borbone 300 anni fa, giù per 25 metri fino al teatro antico. Gli spettatori si sedevano esattamente qui, i rivestimenti erano tutti di marmo, sono stati strappati durante gli scavi borbonici per essere riutilizzati nelle chiese e nei palazzi nobiliari. Gli affreschi, i capitelli, le travi in legno, tutto cristallizzato dalla lava del Vesuvio. Qui c'era tutto il tavolato di legno, qui gli attori recitavano e qui si trovava l'orchestra. Qui sopra c'è tutta la città moderna. Esatto, c'è la città moderna e questi grandi pilastri furono realizzati dai Borboni per assicurare la stabilità. It's amazing, really. Incantati i turisti in visita, sulle pareti le firme lasciate da chi, come loro, già nell'Ottocento veniva a scoprire questi luoghi. Le tracce della Seconda Guerra Mondiale, quando questo era diventato un rifugio. Un itinerario da scoprire prima di riemergere alla luce del sole. Fuori la città nuova e i suoi palazzi che affacciano sugli scavi unici al mondo. Sono tempi duri per i leoni che rischiano l'estinzione. Per proteggerli la Tanzania chiede aiuto proprio ai loro tradizionali nemici, i pastori.